Oltre 115.000 euro raccolti in pochi giorni. Ha toccato profondamente tante persone il messaggio di Ignazio Malenotti, primogenito di Michele, l'imprenditore moglianese morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi dopo essere uscito di strada con lo scooter a Scorzè. Aveva solo 42 anni e lascia una famiglia numerosa, la moglie e, oltre a Ignazio, altri 5 figli piccoli. Postando una foto dell'intera famiglia in un momento di felicità, Ignazio, unico maggiorenne, ha lanciato su una piattaforma di crowdfunding una raccolta fondi nella quale chiede aiuto a nome di tutta la famiglia affinché questo possa aiutarci nei mesi a venire e ci renda possibile una dignitosa commemorazione di nostro padre. Ed in tanti hanno donato, chi poco, chi tanto, a seconda delle disponibilità. Di certo la generosità è stata grande, a testimonianza di quanto questo imprenditore fosse ben voluto. Tra i suoi amici anche l'industriale Vincenzo Marinese, che a Michele Malenotti era molto legato. Raccolta di fondi che essenzialmente nasce dall'esigenza di dare un supporto alla famiglia e dall'altra parte è una raccolta fondi spontanea dove tanti amici stanno contribuendo per dare un segno di affetto concreto.